Hanno scelto due borgate molto popolose, i due sfidanti alla carica di sindaco di Agrigento, Totò Pennica e Marco Zambuto, prima dell'ultimo appello di oggi. In particolare Totò Pennica ha preso parte all'aperitivo al Villaggio Peruzzo organizzato da Grande Sud, mentre Marco Zambuto ha parlato a Fontanelle. Ormai tra i due è guerra aperta. Questa campagna elettorale verrà ricordata più per gli insulti, anche personali, che per i programmi che si intendono adottare per rilanciare la città dei templi, una volta definita da Pindaro la più bella città dei mortali. Al Villaggio Peruzzo Pennica, dicevamo, ha partecipato a un'iniziativa di Grande Sud voluta dal deputato regionale Michele Cimino. Sentiamo Pennica al microfono di Giovanni Trupiano. Io parlo ai cittadini, ho incontrato oggi gli amici del Villaggio Peruzzo, che è un quartiere importante, soprattutto mi piace parlare di programmi, di una città che vorrei si riappacificasse tra i politici, con la politica, tra i cittadini. Spero che possa alla fine questa campagna elettorale concludersi con un messaggio positivo. Il messaggio è quello della ripresa e rinascita di Agrigento. Io guardo tutto in positivo, guardo tutto con grande, amore per questa terra, per Agrigento, e soprattutto vorrei che ci fosse la concordia, l'armonia, l'amore anche tra i consociati. La campagna elettorale lasciamocela alle spalle. Zambuto invece ha parlato alla gente di Fontanelle, uno dei quartieri dormitorio della città. L'appello a continuare a costruire questa città. In questi anni abbiamo ricostruito la città dalle fondamenta. Ebbene, gli anni che abbiamo innanzi segneranno la svolta economica in questa città. In questi anni abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato con fatica, siamo riusciti finalmente a portare nella nostra città dei finanziamenti significativi, più di 80 milioni di euro, che segneranno la ripresa economica della nostra città e che quindi ridaranno speranza e soprattutto ridaranno quella boccata d'ossigeno e quella risposta anche dal punto di vista occupazionale a una città che in questi anni ha sofferto e ha sofferto tantissimo. Ecco, c'è l'incognita del voto di domenica, non trascinato probabilmente dal Consiglio Comunale, dal voto per i consiglieri. Teme questo? Assolutamente no,